Un cordiale saluto gentili amici e amiche all'ascolto, seconda edizione per quanto riguarda l'audio giornale, riepilogo per quanto è successo nella giornata odierna. Ricordiamo che da oggi la fase 2.2, chiamiamola come volete, è operativa in Friuli Venezia Giulia. Allora andiamo a vedere un po' i numeri di questa giornata. Dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive in Friuli Venezia Giulia sono 3.198, 7 in più rispetto a ieri. Le persone attualmente positive al Covid-19 677, 30 in meno rispetto a ieri. Rimangono 3 i pazienti che si trovano in terapia intensiva, 81 quelli ricoverati in altri reparti, mentre si registra un nuovo decesso per un totale di 320 persone decedute dal giorno in cui è scattata la pandemia in Friuli Venezia Giulia. L'ho comunicato come sempre dalla sede della Protezione Civile di Palmanova Riccardo Riccardi, vice governatore del Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza, 1.354 sono stati registrati a Trieste i casi, 973 a Udine, 667 a Pordenone, 204 a Gorizia. I totalmente guariti invece ammontano a 2.201, i clinicamente 56, le persone in isolamento domiciliare 537. I deceduti, divisi per area territoriale, sono 175 a Trieste, 73 a Udine, 67 a Pordenone e 5 a Gorizia. Non sembra vero. Trieste oggi si risveglia davanti a una tazzina di caffè consumata al banco dopo più di 2 mesi di lockdown, un'abitudine attesa dagli avventori che già dalla prima mattina hanno fatto tappa nei bar della città, di nuovo aperti al pubblico. Via libera anche a ristoranti, negozi, servizi alla persona, strutture ricettive, attività turistiche, piscine e palestre, nel rispetto delle misure anti-Covid. Serrande alzate anche al Caffè degli Specchi di Piazza Unità. Prima in Italia, spiega il responsabile Riccardo Faggiotto, per affluenza di avventori. Aperto dalle 8, ha già accolto nella giornata di ieri, anzi di oggi, i fedelissimi. All'ingresso è prevista la misurazione della temperatura con termoscanner, mentre il pagamento, le casse sono automatiche. Per ora registriamo un flusso minore rispetto alla prima della chiusura. Incide il fatto che ancora molti uffici stiano adottando lo smart working, ma i fedelissimi ci hanno detto che non sembra vero di poter tornare alle proprie abitudini. In ottemperanza al decreto 207 del 17 maggio 2020 emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute, il Trieste Airport di Ronchi dei Legionari resterà chiuso al traffico aereo passeggeri fino al 2 giugno prossimo. Lo rende noto in un tweet lo scalo Giuliano. Per informazioni sui voli è consigliabile contattare le compagnie aeree. Andiamo a chiudere con il tempo. Per martedì 19 maggio in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo come sempre curate dall'Osmer del Friuli Venezia Giulia. Cielo in prevalenza nuvoloso con bora sostenuta sulla costa, specie a Trieste al mattino, moderata comunque in pianura. Possibili piogge sparse, in genere deboli o moderate, più probabili e frequenti sui monti. Avremo anche qualche schiarita, specie su pianura e costa. La previsione comunque è incerta. Le temperature, le minime in pianura oscilleranno tra i 14 e i 17 gradi, sulla costa tra i 17 e i 19 gradi. Le massime tra i 24 e i 26 gradi in pianura, tra i 22 e i 24 gradi sulla costa, lo zero termico è oltre i 2000 metri. Con questo è tutto, vi ringraziamo come sempre per l'ascolto, eventuali aggiornamenti nel corso della notte, prima mattinata attraverso i nostri social direttamente, altrimenti vi diamo appuntamento all'edizione del primo pomeriggio in programma più o meno, minuto più, minuto meno, come si dice in questi casi, ci scusiamo per il gioco di parole, verso le 15 con l'informazione di friulitv.net. Grazie per l'ascolto e alla prossima.